Ma devo dire che sono tutti interventi molto importanti per la cittadinanza. Abbiamo voluto fare questo punto perché 82 milioni di interventi in questo momento significa anche qualche disagio, però siccome sono tutti interventi che nascono dal rapporto e dal confronto con i nostri cittadini, per noi è anche importante aggiornarli sullo stato di avanzamento. Però parliamo di interventi di edilizia scolastica, parliamo di impianti sportivi, parliamo di luoghi culturali, parliamo di infrastrutture stradali, viarie, piste ciclabili, insomma davvero tanti interventi che servono, che ci riempiono anche di orgoglio perché di fatto stiamo cambiando il volto della città. Mi fa piacere evidenziare come 2 interventi su 3 siano dislocati nei quartieri, però non vogliamo trascurare nessuno e quindi c'è davvero grande attenzione sulle tematiche. Devo dire che quello che ho un po' più a cuore è forse l'intervento dell'ex macello, che è un centro di accoglienza per le persone che temporaneamente sono finite magari in difficoltà e che oggi possono uscire dalla dinamica della mera ospitalità e entrare in un percorso di reinserimento sociale attraverso magari una prima fase con la camerata, una seconda fase con la cameretta, ma dove potremo prenderci cura di loro anche da un punto di vista sanitario e quindi credo che quello sia da un punto di vista così emozionale uno dei cantieri che mi sta dando più soddisfazioni. Però poi le palestre, le riqualificazioni del Palazzo da Borso, le mura, insomma ci sono davvero tanti interventi, la rigenerazione del quartiere San Liberale. Sono davvero molto soddisfatto, ringrazio l'assessore Zampese e tutto il settore lavori pubblici. Parliamo in questo momento di 45 cantieri circa per 82 milioni di euro, quindi investimenti importanti, investimenti con i soldi dei nostri cittadini che devono sapere dove finiscono e per cosa.